Oggi non è previsto alcun sopralluogo all'Istituto Opera Pia Barone Mendola di Favara. Ancora sulla mia scrivania non è pervenuta la relazione dei Vigili del Fuoco effettuata giorni fa. A parlare l'ingegnere Alberto Avenia dell'UTC di Favara dopo un articolo di giornale in cui si dava la notizia di un suo probabile sopralluogo nella giornata di oggi per constatare eventuali danni alla struttura. Dubbi sulla condizione strutturale avuti dopo che Suor Anna Mamettiu, superiora dell'Opera Pia di Favara, tramite lettera aveva comunicato ai familiari dei 19 anziani ospiti presso la struttura di dover lasciare la casa di riposo entro il prossimo 31 luglio. Il motivo, sempre secondo quanto detto dalla superiora, è da attribuire ad un problema strutturale riscontrato dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco che potrebbe ledere l'incolumità degli ospiti. L'ingegnere Avenia, che in via informale ha letto la relazione dei vigili del fuoco, ci dice che si parla di macchie di umidità e non ricorda di aver letto di problemi strutturali. La nota dei Vigili del Fuoco era indirizzata all'Opera Pia di Favara e Palermo e al prefetto di Agrigento. Fino a quando non viene richiesto ufficialmente un nostro intervento, ci dice Avenia, non possiamo intervenire e dare un giudizio in merito. Ricordiamo che, contrari all'abbandono forzato della struttura, si sono detti i familiari degli anziani ospiti che giovedì pomeriggio avevano espresso il proprio dissenso. Avevano parlato di infiltrazioni d'acqua in un'ala della struttura non così gravi però da giustificare l'allontanamento dei loro familiari. A detta loro ci sarebbero altre stanze in cui si potrebbero ospitare. Per dovere di cronaca stiamo ancora aspettando la chiamata della superiora Anna Mamettiu. Avevamo cercato di rintracciarla venerdì mattina, non riuscendoci. Per questo avevamo lasciato il nostro recapito telefonico alla portinaia, sperando in una chiamata celere. Stamattina abbiamo riprovato e la superiora si rende irreperibile. Abbiamo anche chiesto alla portinaia se le avesse consegnato il nostro numero. La risposta è stata sì.